Partiti, scatta la finale edizione 2025, si lotta per il comando lungo la curva dove mette la testa davanti Bovagile che ha all'esterno la progressione di Melatto, in terza posizione Montemanno, in quarta Renaios, seguiti da Bonaera, la giuba giallo-blu di Predumurta, Yanna Vachile in penultima posizione, a chiudere Pentu Maimula che non ha colto la frazione giusta per la partenza. Provano ora il recupero quelli che viaggiano nelle retrovie, ma il battistrada Bovagile mantiene una lunghezza abbondante, viene ora avvicinato all'esterno da Melattu, i due in lotta con un'altra coppia all'inseguimento, la giuba giallo-blu di Predumurta con Arenaglios che piazza una buona progressione, 3 cavalli in diagonale a presentarsi in retta per il secondo passaggio, ancora tutto da decidere. Montemanno che avvicina il terzetto di testa, Bovagile che prova a respingere gli attacchi da parte del terzetto agguerrito, quindi morde sul collo, si avvicina a Renaios, ma Bovagile allunga ancora mantenendo 2 lunghezze di vantaggio, all'esterno la progressione di Montemagno con Renaios all'interno che non molla, continua la marcia al comando con 2 di vantaggio da parte di Bovagile e Francesco Caria che ha ancora un margine rassicurante, prova il recupero Montemagno che si butta in caccia del battistrada, piegata conclusiva con il battistrada Francesco Caria e Bovagile al comando, Bovagile che si invola verso il traguardo, Bovagile e Francesco Caria attaccato da Montemanno, Bovagile che viene a vincere, al secondo posto Montemanno, al terzo Arenaglios, al quarto Yanna Vachile. Questi quindi i primi 4 di questa edizione 2025 del Subaru de Serpeginados, che ha visto l'affermazione di Dispettoso che dopo il terzo posto conquistato a Fogni